Buon pomeriggio signore e signori, bentornati su Master of Command, io sono Lord Perso e siamo qui per affrontare un nuovo episodio in una campagna dove gli inglesi stanno facendo il bello e il cattivo tempo contro gli eserciti, nel territorio tedesco. Per dirne una abbiamo reso al suolo Berlino, se vi ricordate, nella prima puntata, e adesso siamo contro un esercito austriaco, credo, o comunque mix dei due. E stiamo per affrontare il primo esercito con i cannoni, ma anche noi abbiamo i cannoni per la prima volta. Quindi adesso andremo a vedere questo scontro epico. Ma che bella questa immagine, bellissima. Comunque andremo a vedere questo scontro epico dove proveremo per la prima volta i cannoni inglesi. Vediamo se sono efficienti come dicono, ecco. Perfetto, siamo sul campo di battaglia. Allora, non so se avete notato, ma non iniziamo sempre dal centro della mappa, ma sempre in posizioni variabili. Quindi adesso ce la potremmo giocare alla grande, perché qui loro sono chiaramente in vantaggio perché possono trincerarsi in questa cittadina, ma noi abbiamo i cannoni. E questa cosa mi giocherà molto a mio favore. Tra l'altro posso spostarmi anche in zone migliori, tipo questa per noi, oppure questa parte qua di bosco. Anche questa non è male come boschetto, però qui le prenderei perché loro si metterebbero qui, qua al centro e uno qua, sarebbe difficile. Però noi abbiamo un asso nella manica, la nostra cavalleria. Quindi spostiamo la cavalleria. Io con la cavalleria gli farei fare tutto il giro di qua e poi fare così e andare a prendere i cannoni. Con la fanteria attirerei il loro fuoco nemico. Qui abbiamo addirittura una copertura incredibile qua davanti, quindi proprio a prova di fanteria, ecco, non di cannonate sicuramente, ma di fanteria sì. Devo scegliere solo il luogo dove far avvenire la battaglia. Loro devo farli scendere il più possibile. Quindi sicuramente non ci posizioniamo qua. Questo è poco ma sicuro. Mettiamoci in colonna, grazie. Quindi me l'ha fatto una bella colonna? Ok, sì. Anche tu in colonna, per favore. E anche tu in colonna. Tu sei il generale e qui ci sono i cannoni. Allora i cannoni sicuramente sull'altopiano, quindi quello è poco ma sicuro. Devo capire dove. Dove? Qui credo che sia più alto di questo, quindi potrei arretrare fino a qui addirittura. Mettere una fanteria qua. E una fanteria qui. Una roba del genere. In modo tale che li invoglio a venire contro di noi e dovrei poi prenderli di sorpresa, mettiamola così. Mettiamola così. Questa cavalleria qua. Ok, questi li giriamo, perfetto, e andiamo avanti, perfetto. Allora, questi li posizioniamo qua. Voi venite qua così. Voi uno viene qua e sono i miei tiratori, va bene. E voi, fanteria, anche voi venite qua voi. Il generale lo piazziamo dietro questi alberi e siamo a posto così. Allora, voi ricomponetevi, mettetevi così per favore e facciamo una roba fatta bene. L'idea è quella di sparargli robe a mitraglia. Ce l'abbiamo? No, non ce l'abbiamo. Vabbè. Ok, loro avanzano. Giriamo i cannoni, ma non sparate finché non ve lo dico io. Tu, ok. Mettiti così. E tu ti metti bello lungo così. Ok. Voi invece iniziate l'aggiramento, quindi uscite dalla strada. Ok, secondo me così siamo messi abbastanza bene. Addirittura forse il generale potrei metterlo anche da un'altra parte, però vabbè, adesso vediamo. Andiamo avanti. Ok, ci stiamo schierando. La nostra cavalleria si sta spostando. Ok. L'obiettivo è far fuori i cannoni, quindi dovremmo mandare un'unità. Qua si muovono molto male. Molto male. Ok, si spostano sulla sinistra, maledetti. Maledetti. Allora, spostiamoci un attimo indietro anche noi.
Ok. Testiamo il fuoco. Però secondo me sarà molto difficile centrarli. Più facile che centriamo loro qua così. Ok, le due cavallerie si stanno, ok, separando. Andiamo così anche noi. Attenzione perché sono nel loro range. Andiamo qua, le insegue delle due. Ok. Ottimo qua, una bella cannonata. Fa fuori entrambi, dai. Questi li portiamo più in avanti. Ok. Quale delle due cavallerie mi sta inseguendo? Mi sta inseguendo questa di qua. Ok, perfetto. Dai, accelera. Che adesso li prendiamo dal dietro. Tagliamo e arriviamo a prendere i cannoni qua. Ok. Voi fate tutto il giro da questa parte. Poi faremo tutto il giro di qua. Ok. Stanno per arrivare a range. Ok, perfetto. Cannonate come se non ci fosse un domani. Cavalleria che viaggia, perfetto. Spostati di qua. Adesso no. Sì. Vogliono il corpo a corpo questi. Cosa vogliono fare? Sparate su questi. Ok. Cazzo vanno i cannoni? Vogliono fare un aggiramento? Cosa vogliono fare? Ok, adesso veniamo da qui. Ok, dovremmo riuscire seguendo la strada a fare tutto il giro. Se siamo un po' veloci. Anzi, andate più veloci per favore. E dovremmo uscire dal loro raggio. Esatto, perché loro adesso girano. Magari mi fanno qualche colpettino, ma niente di che. Dove vanno questi cannoni? Vabbè, l'importante è che non carichino i miei cannoni, eh. Poi vogliono rimanere dalla distanza e ce la giochiamo. Non capisco dove stiano andando. Vogliono fiancheggiarmi forse. Questa è una cosa un po' stupida, eh. Via, via, via. E infatti non sono riuscito a spararmi benissimo. No, rimaniamo sulla strada però. Li portiamo di qua, dai. Non so dove stiano andando questi. Sento un attacco. Baionetta, per favore. Carichiamo anche noi. Baionetta, per favore. Carichiamo anche noi. Smontiamo i cannoni perché qua la vedo brutta. Portiamoli dall'altra parte. Li portiamo qua. Ma dove stanno andando? Qua li ha cagato fuori dal vaso, Ok, qui mi ha vinto lo scontro. Non so capire dove ci stanno portando. Ok, mettiamoci qui. Ok, carichiamo i cannoni. Ok. Facciamo il giro. Anzi no, andiamo a seguire questi. Perfetto. Vabbè, ma qua avevo unità del generale. Era difficile fare diversamente. Non so ragazzi cosa stia succedendo. Non so perché stiano andando di qua. È la prima volta che lo vedo. Andiamo a prendere. Mi sono rotto le scatole.
Adesso parte qualche colpettino anche giù di là. Ok. Ok, carichiamoli. Non capisco perché questa cosa della IA. Vabbè, francamente mi stupisce. Ok. Gli unici rimasti sono questi qua. Ok, basta sparare. Posizionatevi di qua per favore. Ok, qui i cannoni li abbiamo presi finalmente. Ok. Ok, perfetto. Ottimo, fermi. Perfetto, anche questi sono andati, quindi ricomponiamoci. Ok, tutti in colonna. Come gli angeli. E noi ci portiamo di qua. Adesso l'obiettivo è farli arrivare verso i nostri cannoni, praticamente. E verso le nostre truppe, ovviamente. Qua non capisco. Ok. Perfetto, torniamo indietro con la cavalleria. Mi spiace per questa roba che non mi è piaciuta per niente. Comunque, sistemiamoci. Dai. Allora, portiamoli a spasso. Ok, attraversiamo di qua. Ok, cavalleria arrivata. Facciamo riposare nel bosco. No, dai, va bene, qua sopra. Ok, la fanteria sta arrivando. Ok. I cannoni sono puntati di qua. Quindi mettiamola qui come esca. Ok. Allora, la fanteria si sta... Ops. Si sta riprendendo. Ok. Ok. Ce ne vorrà ancora un pochino per farlo arrivare di qua. Entrate qua dentro. Scendete. Andate di qua. Ok. Ok. Mi piace come gli sviluppatori abbiano ascoltato la community e abbiano dato la possibilità di ruotare la telecamera, anche se questo gioco non è fatto per ruotare la telecamera. Però, bravi. Perché ruotare la telecamera ci aiuta. Ok. Mettiamoci qua nella boscaglia. Quante munizioni avete? Dovrebbe dirmelo da qualche parte, ma non vedo. E comunque hanno ancora la possibilità di sparare. Benissimo. Ok, perfetto. Finita la partita. Ok, perfetto. Si sono prese un po' di scariche di adrenalina addosso, formato piombo, e hanno mollato. Perfetto, 343 denari, va bene. Ok, ci siamo presi anche un bonus qui. Oh, bellissimo. Spilla d'oro. Benissimo. Cannone, non male. 300... vabbè, no, non è proprio il cannone che vorrei. Siamo messi abbastanza bene, va bene. Ci prendiamo ancora dei taller, le munizioni.
O ci buttiamo sull'esperienza? Allora, le provviste qua potrebbero fare bene, quindi a sto giro andiamo sull'esperienza. Ok, perfetto, mi hanno dato tutti un bel po' di esperienza. Perfetto. Allora, munizioni a tutti, come se piovesse. Unità a tutti, ok. E allora, vediamo un attimo. Lui è un generale di cavalleria. Vediamo cosa possiamo dargli. Allora, burocratic, quindi burocratico. Costo, lotto oggetto, meno 10. Costo oggetto, armi, meno 5. Velocità di rifornimento... Meno 10, ok, va bene. Questo rifornimento si intende secondo me la velocità di recupero delle truppe quando noi gli abbiamo i riservisti. Bonus di combattimento all'elevazione più 50. Dall'elevazione più 50, tanta roba. Efficacia della copertura più 5. Difensiva molto bello, però non è è una cavalleria, quindi... Precisione mischia, no, direi proprio di no. Ragazzi, sono 2 d'artiglieria queste, quindi andavo a fare burocratico. Vediamo cosa comporta questa roba qua. Non l'ho mai visto, hanno introdotto veramente una marea di robe. Una marea. Ok, vediamo. 4. Questo mi può diventare una fanteria britannica o una fanteria delle Highland. Fanteria britannica veterana. Allora, fatemi vedere un attimo. 1200 uomini, 1200. 60, 50, 50, 30, 30, 25. Vabbè, direi che... Però questi sono molto forti nel combattimento corpo a corpo. Perché questi hanno un 15, 30, 45, 25. Questi sono molto forti nella carica e nella mischia. Hanno un 30-30, qui un 15-30. Più che altro nello shock della carica. Sono più forti questi. Però io andrei a questo punto allora sul tiro. Sul tiro. Quindi sulla fanteria britannica, ok. Perfetto, abbiamo potenziato le giubbe. Vediamo se riusciamo a potenziare anche questo. 5, assolutamente sì, questi diventano dei granatieri britannici. Diminuisce il numero, però... Diminuisce il numero, però... Mi fanno tanto shock, giusto? Perché 30, vedo. Sì. Va bene, granatieri britannici, perfetto. Quindi adesso abbiamo dei veri e propri granatieri, che sono l'unità più forte che abbiamo. La fanteria britannica. Qui abbiamo lui che è un bel 4, perfetto. Può diventare sia questo, adesso vediamo. Allora, non voglio i granatieri, anche se hanno veramente una carica pazzesca questi. Però voglio andare invece sul tiro. Quindi, ok, quindi questi sono proprio da tiro, va bene. E cavallerie non possono fare l'upgrade, men che meno la nostra artiglieria. Ah, siamo già al massimo con l'artiglieria. Ok. Siamo già al massimo, va bene. Bene, bene, bene. E abbiamo un approfondimento. Io darei ferocia o ispirazione. Morale. Andiamo sul morale, sulla disciplina. Andiamo sulla determinazione. Ancora. Ok, va bene. E adesso possiamo tornare sulla strada. Ok. Andiamo sotto. Ma guarda a te cosa c'è. Supporto popolare. Riservisti disponibili più 15%. Costo meno 25. Ci supportano queste. Attenzione alle paludi. Ci supportano. Ok, ci hanno dato infatti dei riservisti. Va bene, dai. Ci supportano. Non radiamogli al suolo la città. Allora, qui abbiamo delle cose da vendere. Allora, qui abbiamo delle cose da vendere. Questo, indubbiamente. E il ritratto d'oro. Perfetto, la spilla d'oro. E basta, abbiamo già venduto tutto quello che potevamo vendere. 979. Allora, a noi serve o cavalleria o fanteria, ma io direi fanteria. Quindi ci serve la fanteria. Qui abbiamo un bellissimo 950 d'oro ed è già una fanteria delle Highlands. Tanta roba. Perché più che altro questi hanno dei fucili che fanno veramente schifo. Questo invece cos'è? Fanteria britannica. Anche questo non è male e costa leggermente di meno.
100 in meno costa. Sì, i fucili non sono pazzeschi, però 5-5. Ok, come equipaggiamento sono identici. Sono un po' meno potenti questi qua praticamente. Devo scegliere che cosa voglio, se questi oppure questi. O questi. Però io andrei sulla fanteria delle Highland, onestamente. Mi sembrano 45, 25, 30, 30, 33. Questi sono molto simili, questi due. 30, 50. Si hanno più queste statistiche di movimento loro. Però loro hanno un morale pazzesco. E sono di più. Di meno, scusate. Morale pazzesco, di meno 35, 25. E beh, più o meno sia lì. No, ci prendiamo questi qua delle Highlands. Dov'è? Fatteria delle Highlands. Costa un po' di più, ma la voglio. Ok, la fanteria sì, la lasciamo qua perché mi prendo comunque il morale e burocraticarmi. Va bene, allora vediamo un attimo i cannoni. 25, 445. Beh, direi che il cannone fa schifo veramente. A loro dobbiamo dargli delle robe. Gli diamo lo scalpo di sicuro. Il bonus della difesa non posso darglielo. Copertura e bonus copertura 10. No, allora così. Vediamo, non posso dargli nient'altro. No, gli potrei dare la lancia a questi e recupero qualche oggetto. Tipo, se gli do la lancia a questi qua. Ah no, ok, o la lancia o la pistola. Ok, quindi potrebbe essere benissimo buono per questi. Danni da mischia. Gli togliamo questa qui di danni da mischia, gliela diamo a loro. E poi precisione guadagni esperienza. Assolutamente loro. Assolutamente. Questa morale e resistenza potrei toglierla e darla tipo alla cavalleria. Allora, facciamo, invertiamo, quindi do resistenza e movimento anche se fa veramente schifo, vabbè. Vabbè. E gli diamo loro questa sacchettina. Ok, questo cannone abbiamo detto fa veramente schifo e ce lo teniamo. No, lo vendiamo. Posso venderlo da qualche parte, vabbè. Glielo vendo tipo qua. Ah, però 224 non è così... Non è così debole. Non è così debole. Vabbè. Caserma, ok. Siamo rimasti a corto di munizioni. Oh, quel cannone lì ce lo teniamo. Siamo rimasti a corto di... scusate, di soldi, non di munizioni. Supporto. Costo meno 25. Ma può essere che ci ritorni. Lasciamolo intatto per ora. Abbiamo un 5.000 contro 5.009. Vediamo se... Ok, scappano. E noi li ingaggiamo. Ok, perfetto. Altra battaglia per noi. Hanno i cannoni. Vediamo se succede la stessa roba dell'altra battaglia oppure no. E nel caso taglio tutto se è noiosa, ragazzi, perché sarà molto simile alla scorsa che abbiamo visto. Adesso vediamo un attimo. Cambia ovviamente il terreno, però... Boh, vediamo. Ok, siamo arrivati. Ok, loro... Io, vabbè, ma ragazzi, io sono stradifeso. Stradifeso. Metterei i cannoni qua. Dove sono? Tac, qua. Ok. Io sono stradifeso, non difeso, stradifeso. Davanti mettiamo questi qui. Sì, potrei metterli qui dove c'è il fiume. Sì, questi qua li mettiamo dove c'è il fiume. Quindi colonna. Li mettiamo qui per favore. E là. Qua. Questi li mettiamo qui praticamente. Questi qua sono praticamente indistruttibili perché efficacia della copertura, più tutto il resto. Questi qua li mettiamo qui davanti. Qua.
Questi qua sono granatieri britannici, li mettiamo belli nascosti in città, oppure li utilizziamo anche per attaccare, potremmo fare anche quello. Facciamo che i granatieri li mettiamo qui e la fanteria invece delle Highlands la mettiamo qua. Ok. Le cavallerie invece, allora qui c'è il nostro generale, lo teniamo nei campi, mentre invece le cavallerie, oppure anche in città potrete tenerlo. Le cavallerie invece ce le giochiamo perché loro non hanno cavallerie di sorta, quindi la cavalleria la possiamo mettere qua, fare il giro così, c'è anche la strada e li prendiamo dal dietro. Per me è un ottimo, suona bene come piano. Dobbiamo stare attenti a non farci bombardare il generale. Va bene, iniziamo lo schieramento, mettiamoci qua, tu mettiti qui. Tu sali, vieni qua. Voi venite di qui. E anche tu mettiti in posizione più avanzata, per favore. Tu mettiti leggermente così, per favore. Ok. Ok, anzi, vi metterei quasi quasi... mettetevi qua così. Anche voi mettetevi, fate una bella linea che avete credo che dovreste avere la copertura. Sì, esatto. Voi siete granatieri, mettetevi qua così. Fate una bella linea. Anche voi per favore fate una bella linea, che non si sa mai. Ora voi vi potrei mettere anche qua addirittura, più avanti. Ok. Voi invece vi schierate qua dove c'è il fiume e rimanete un attimo qui fermi. Oh, i loro cannoni hanno già iniziato a ruggire. Dico oh perché nella partita di prima non è andata così. Prima secondo me lei ha scazzato. Ok, facciamo il giro. Ok, perfetto signori. E guarda qui quanta bella gente. Anzi, tirate su... Sì, le reclute qua vanno bene. Ci tirano quei cannoni, ma noi non ce ne frega niente. Stiamo qui belli tranquilli. Voglia. Faremo fare tutto alla cavalleria che adesso sta girando. Dai. Allora, qui potrei anche salire qua sopra e fare un colpettino, Perché no? Perché no? Avviciniamoci ancora un po' con l'artiglieria. Anche con la cavalleria. Ok, si sono rigirati, perfetto. A me non interessa. Dov'è il loro raggio d'azione? Ok. Ok, si sono mossi anche i cavalli. Ah, si sono mossi un po' tutti qua. Hanno girato i cavalieri. Cioè i cannoni, scusate. Andiamo di qua. Facciamo un bel giro. Ah, ok, i cannoni puntano di qua, ok. Qua credo che stiano assaltandoli. Ok, mettiamo la baionetta, per favore. Ok. Andate direttamente ad assaltarli. Anche voi. Ok, allora attraversate voi. Perfetto. Ok, perfetto, distrutti. Allontaniamoci, allontaniamoci. Allontaniamoci.
Sono molto confusi. Ritiriamoci con questi, per favore. Anche velocemente, grazie. Ok, questi hanno attraversato. Ok, posizioniamoci qua. Minchia, questi corrono un botto, eh. Questi corrono un botto, madonna. Dai, una carichina, non gliela facciamo per mandare in rotta. Sì, che gliela facciamo. Anche se siamo molto stanchi. Ok, recuperiamo. Ok, questi abbiamo recuperato, perfetto. Ok, qua. Mettiamo le baionette, per favore. Ok, andiamo via da qua. Ah, qui addirittura mischiano. Andiamo avanti anche noi con la carica. Mettiamo il generale in range. Ok. Fatemi sognare con questi cannoni. Ok. Ok, perfetto. Ok, ancora contro. Via. Carichiamo anche col generale. Voi fermi. Voi giratevi. Eccolo il generale che arriva e alza tutte le statistiche. Dagli. Prendi un po' di scoppolate anche il generale, ma va bene. Loro sono in caduta. Ok, la mia cavalleria si sta riprendendo piano piano. Ok, voi giratevi. Venite qua sopra, per favore. Perfetto. Andate in fuga. Ok. Perfetto, abbiamo recuperato. Oh, mi sparano. Sono rimasti indietro questi. Ok, mandiamo a inseguire questi, va, che non si sa mai. Ok, noi siamo arrivati sulla collina. Ok. Si sono accorti che c'è qualcosa che non va. Ok. Mettiamo sopra i cannoni. Ma questi li dovrei far fuori abbastanza facilmente. Sono col generale, quindi hanno un bonus al morale, però ce l'ho anch'io. Allora, li schieriamo. Ma non sparate. Secondo me contro questi è inutile sparare. Vediamo se tenteranno un assalto, ma dubito. Ok, sembra che il nemico non si riprenda più.
Ragazzi, siete circondati. Mollate il colpo, forza. No, facciamo un colpo con questi e poi tentiamo di tirargli giù il morale con una carica. Ok, fate fuori questi. Dagli. Ok, una carica è stata fatta. Ok. Ok, bastava solo andare avanti un po' più col tempo. Va bene, andiamo avanti. Ok, perfetto, ritirata. Hanno resistito anche tanto, avevano un morale bello alto questi, Morale bello alto. Noi abbiamo perso veramente poco, credo, in termini di riserva. Tempo di ricarica, perfetto. Recupero morale più 30%. Azioni di idromele. Interessante. Un bel cannone. E questo, ottimo. Allora, e anche un punticino per il nostro generale. Perfetto. Allora, vediamo un attimo. Possiamo, punti esperienza no. Riservisti, perdite no. Ne abbiamo persi secondo me molto pochi. Andiamo sui talleri. Come sempre, il vil denaro accontenta tutti. Ok, tante promozioni ancora. Perfetto. Anche quella del nostro generale. Allora, che lui ha danno da fuoco di fiancheggiamento. Ok. Morale più 50%. Adesso vediamo cosa gli diamo. Sempre ingegnoso. Munizioni, costo, interessante. Diligente. Efficacia della copertura più 10%. Unità dispiegate più velocemente. Raddoppia la velocità. Ok. Oppure danno al morale ricevuto meno 15 incrollabile. Però la gittata scende. La gittata per me è importante. Andiamo su ingegnoso. Ci fa consumare di meno. Diamo le munizioni a tutti. Diamo... Ok, e diamo qua. Ok, adesso siamo un po' bassi come riservisti, ragazzi. Siamo un po' bassi come riservisti, però. E il nostro punticino lo diamo alla... ispirazione. Lo diamo alla ferocia? O al recupero? Facciamo recupero. Ok, poi abbiamo detto, questo l'abbiamo fatto, perfetto. Andiamo in questo accampamento e poi terminiamo la puntata. Ok, possiamo... fornisci 50 di provvigioni, volti manutriti oppure lasciamo il loro destino. No, diamogli del cibo e non abbiamo ottenuto una mazza se non chiudere un accampamento. Perfetto, quindi la situazione è la seguente, ragazzi. Ci mancano 160... No, siamo a 160... al giorno 83 e siamo a 160. Ok, maledizione. Siamo a metà praticamente e abbiamo fatto effettivamente quasi metà del percorso. Quasi. Quasi. Dai, vediamo nella prossima puntata dove andare. Grazie per essere rimasti con me, signori, e noi ci vediamo alla prossima. Ciao, ragazzi.